Alle 19 di domani Fiamme roventi ai fornelli, sui palchi Picasso e Van Gogh, la musica di DJ Bisso, Filippo Vielle e il combat folk dei Modena City Ramblers. Vigilia di attesa per l'apertura della sagra di Polpetta a Ponte nelle Alpi, che ogni anno richiama persone da ogni parte della provincia e dal Veneto. È la sagra più importante della provincia, storicamente trae radici addirittura nell'età medievale, è un orgoglio della nostra comunità, partecipano solitamente 50.000 persone. Un programma di altissimo livello, quello approntato dal coordinatore dell'evento Mauro Topinelli, affiancato da un centinaio di volontari. Oltre ai Modena City Ramblers, sul palco si alterneranno band e DJ bellunesi ai gruppi che negli ultimi mesi hanno fatto registrare il tutto esaurito ai concerti su tutti Colla Zio e Love Gang 126. Musica, tornei, ottima cucina, gli ingredienti del successo della sagra di Polpette. Abbiamo terminato da poco una riunione in prefettura e ringrazio il prefetto e tutte le forze dell'ordine per la collaborazione che hanno dato, e quindi dal 31 di agosto fino all'8 settembre, che è il giorno del patrono, una grande iniziativa per tutti, perché l'ingresso è gratuito. Al vaglio del Comitato Ordine e Sicurezza Provinciale in questi mesi una serie di questioni. Problemi di attenzione alla sicurezza, problemi legati alla mobilità, alla viabilità, quindi insomma, siamo concentrati su questo, abbiamo anche messo a punto tutto il sistema di videosorveglianza, quindi diciamo che la sagra di Polpetta è una sagra sicura.